Quali pazienti con fibrillazione atriale devono assumere l'anticoagulante orale? Questa è una delle domande che mi viene fatta più frequentemente e oggi vedremo di chiarire alcuni aspetti. Io sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo e aritmologo e mi occupo in particolar modo della fibrillazione atriale. Oggi risponderemo alla domanda: quali pazienti con fibrillazione atriale devono assumere l'anticoagulante orale? La risposta è semplice ed è i pazienti che hanno un CHA-DSVA maggiore di 0. Di conseguenza viene la domanda: che cos'è il CHA-DSVA? Questo è un punteggio di rischio che ci permette di stabilire qual è il rischio di avere un ictus e adesso lo vedremo nel dettaglio. Prima di proseguire, vi invito a seguire le mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete altri video informativi e divulgativi simili a questo. Ma ora ritorniamo al nostro punteggio di rischio per ictus CHA-DSVA score. Si tratta di una valutazione multiparametrica dove vedremo diversi elementi e se non si ha nessuno degli elementi che riporterò di seguito il CHA-DSVA è 0, altrimenti per ogni fattore c'è un punteggio. Ora li vedremo insieme. Il primo fattore che teniamo in considerazione è l'età. L'età al di sopra dei 65 anni purtroppo aumenta il rischio di poter avere degli ictus e quindi questo fa aumentare il punteggio del nostro CHA-DSVA score. Il secondo fattore è l'ipertensione arteriosa. Anche questo è un fattore molto importante perché aumenta il rischio di ictus e sia se viene trattata farmacologicamente o no, lo status di ipertensione è uno dei fattori del nostro CHA-DSVA score. Allo stesso modo il diabete mellito. Sia per l'ipertensione che per il diabete mellito è molto importante agire in prevenzione, quindi già da prima, attuando quei corretti stili di vita, tra cui un'alimentazione sana e l'attività fisica, proprio per prevenire queste condizioni. Altri fattori sono rappresentati dalla patologia vascolare. Tra queste ho evidenziato la malattia vascolare periferica e in particolare le stenosi o le placche a livello carotideo dei vasi del collo, in quanto queste aumentano il rischio di poter avere degli ictus. È ancora importante studiare una precedente storia di ictus o di TIA, cioè eventi ischemici transitori cerebrali, o ancora la presenza di tromboembolia. Infine, gli altri fattori che vengono presi in considerazione sono una disfunzione del ventricolo sinistro o l'insufficienza cardiaca. Ricapitolando, l'anticoagulante orale deve essere prescritto nella fibrillazione atriale quando il rischio di ictus è aumentato. Il rischio di ictus lo calcoliamo con il CHA-DSVA score, dove ci sono diversi fattori, tra cui l'età sopra i 65 anni, l'ipertensione, il diabete mellito, la patologia vascolare o ancora la storia di ictus, TIA o tromboembolismo o l'insufficienza cardiaca o disfunzione del ventricolo sinistro. Se è presente almeno uno di questi fattori, l'anticoagulante va valutato attentamente. Ovviamente sarà il vostro specialista di fiducia a valutare caso per caso cosa è meglio fare. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Seguite le mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.